È stato convalidato in giornata l'arresto della 33enne accusata di tentato omicidio aggravato dell'85enne di Valstagna di Valbrenta che seguiva nei fine settimana. Ce ne ha dato notizia, raggiunta telefonicamente, l'avvocata vicentina Rachele Nicolin, che segue la badante moldava che resta rinchiusa nel carcere di Montorio Veronese. La legale ha aggiunto che la sua assistita davanti al giudice si è avvalsa della facoltà di non rispondere. C'è da capire cosa possa essere accaduto domenica scorsa, quando la donna, approfittando della momentanea assenza della figlia dell'ottogenaria, ha cercato di strangolarla con il cavo del caricabatteria di un telefono cellulare. La vittima aveva perso conoscenza e solo il rientro della figlia aveva evitato il peggio. Sulle motivazioni che hanno spinto la 33enne a un simile gesto e sulle sue condizioni di salute, la legale ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Intanto l'anziana, che era stata portata al San Bassiano per gli accertamenti, si sta riprendendo nella sua abitazione, seguita dall'affetto delle persone a lei care. Di quella orribile vicenda restano un livido sul collo e ancora tanta paura.